buongiorno. Sì, buongiorno Renzo, sempre Buongiorno. fare Vigo. Professor Maggi, buongiorno. Come mi piace fare lo sprizzetto, ma soprattutto come mi piace berlo. Sì. Il nostro è uno sprizzetto analcolico. Sì, noi siamo politicamente Assolutamente corretti. analcolico. Com'è che si dice? Politically correct. Bravo, io Per non cui riuscirò noi- mai a dirlo. Sai che io proprio ho difficoltà, sono dislessico con le Ma lingue. no, basta che te ne sforzi un fianco. Vabbè, detto questo, Detto questo, io sono andato a vedere Amamet. sono andato anch'io Allora, a Cinergia. e io No, all'ex Cinergia, ora si chiama, non mi ricordo più, Notorious. beh, Si bravo, chiama Notorious. già è un fatto positivo che hanno riaperto il cinema. Titolo di un film bellissimo di Alfred Hitchcock. Notorious, è vero, Notorious. anche di un disco. E anche di un disco, bravo. Sai che bravo. io sono più portato. Ma tu sei... Allora, Amamet, ti faccio una Sì. veloce diagnosi. Film noiosissimo con un favino straordinario. Condivido al 100%. Straordinario, veramente da Oscar, se ci fosse l'Oscar in Italia. Vabbè. Detto questo, però, parliamo di questo film perché si sta rivalutando Craxi. Fino a ieri era la somma di tutti i mali. La domanda è questa, è perché ce ne sono di mali peggiori in questo momento qua e quindi si rivaluta Craxi No, o c'era la necessità di rivalutarlo? ma sono passati 20 anni e quindi 20 anni sono una generazione intera. C'è la possibilità di analizzare Craxi, è ancora però difficile, sai, perché io su Craxi ho una valutazione molto positiva. Ci sono ancora vasti settori della cultura italiana, del giornalismo e della letteratura della politica che lo valutano come una specie di male assoluto. È ancora, È diciamo, ancora consolidato questo. è ancora, sì, ma è ancora, chiamiamolo, nervo scoperto, dici. il nervo scoperto, siamo molto vicini. Certo che l'Italia nei confronti di Craxi, devo dire, una parte dei suoi vecchi amici si sono comportati veramente come dei grandi ipocriti. Ipocrisia Io ti faccio assoluta. un caso mio personale, parliamo di Craxi in generale e non sono molto ferrato nella materia, però io ho avuto l'occasione di intervistare e di condurre una serata con Marina Ripa di Meana, Sì. che con suo marito erano molti amici di Craxi. E lei mi disse una cosa in pubblico importante, dopo Sigonella Craxi era bruciato. Come aveva messo Marina Ripa di Meana il punto di riferimento per la morte di Moro, perché Moro si era scontrato con l'America. Potrebbe essere? Beh, questo è un po' è un po' fanta politica. Devo dirti però che Marina Ripa di Meana, insieme a suo marito Carlo Ripa di Meana, negli ultimi anni diventarono feroci avversari di Craxi. Ah sì, Sì. rinnegarono l'amicizia, che sì, erano molto amici. l'ultima parte della loro vita, quando Craxi scade, come si dice, in disgrazia, loro si sono uniti al coro degli accaniti nemici, facendo ai miei occhi una bruttissima Beh, decisamente. figura. Però potrebbe essere che, avendo pestato la coda all'America, Craxi diventava personaggio scomodo. Beh, sai, questa è una non è- tesi. non è poi fatta no, politica. non è che non è campata in aria, perché sicuramente Craxi sulla vicenda di Sigonella dimostrò, usiamo un eufemismo, degli attributi D'acciaio. che erano Che in Italia non si erano mai conosciuti visti. in questo, Bravo. sapendo che aveva ragione dal suo punto di vista. Però nei confronti dell'alleato ingombrante che ti voleva far fare la figura del Peracottaro, lui mantenne la barra dritta. Basterebbe solo questo a metterlo nella storia del nostro paese. Poi, siccome il mondo è pieno di ingratitudine, i vecchi compagni del PC ne approfittarono per demonizzarlo e Craxi rimane un demonizzato. Un demonizzato molto... Ultima cosa, a parte che non ho ancora capito se siamo nella seconda, terza, quarta, quinta No, in repubblica. teoria siamo sempre nella prima, solo che come convenzione giornalistica si dice fino a Tangentopoli, prima Repubblica, Sì. dal 92-94, seconda. Però io ci aggiungo una terza dai 5 Stelle in su, Ah, che sì, hanno la rivoluzionato. possiamo definire, certo. Però
Perché stiamo rimpiangendo sempre i famosi politici della Prima Repubblica? Perché erano preparati, dicevano delle cose e le facevano. E quelli che quando dicevano delle cose poi non le facevano erano additati al pubblico ludibrio, li prendevano in giro, ma erano preparati, sapevano di cosa parlavano. Sai cosa parliamo domani? Che io sono andato a Di vederlo. cosa parliamo domani? Parliamo di Salvini, sono andato a vederlo a Goro e ne parliamo. Ne parliamo, sì, uomo del momento. Decisamente. Uomo del momento. Ci vediamo domani, arrivederci.